Chiuso per 30 giorni un negozio etnico in Riviera Businello a Padova, sorpreso a vendere birra a dei minorenni. La polizia padovana ha notificato al titolare dell'esercizio commerciale in centro a Padova il provvedimento disposto dal questore Marco Dorisio. Sabato 22 maggio, infatti, anche a seguito delle segnalazioni dei residenti giunte in questura, gli agenti, dopo un breve appostamento, hanno scoperto il titolare del negozio, un cittadino del Bangladesh del 96, vendere lattine di birra a tre ragazzi di 13 e 14 anni. Dopo aver identificato i minori, la squadra amministrativa ha controllato anche l'esercizio, trovando prodotti scaduti e levando multe per un importo di quasi 2000 euro. Oltre a questo, i poliziotti hanno notato un incessante via vai di giovanissimi che cercavano di entrare nel negozio ed esistevano solo alla vista delle forze dell'ordine. Per la vendita di alcolici il proprietario è stato deferito all'autorità giudiziaria.